Va ora in onda la rassegna stampa. Come è andato l'Halloween? Come è andato? Allora, c'è chi è andato a bere, a farsi il giro dei vini in Piemonte e si è portato a casa un po' di vino, giustamente, perché quando si è tristi cosa c'è di meglio di una bottiglia di vino per chi beve il vino? Io sono passato a miglior vita, ragazzi, sono passato a miglior vita, ho deciso di fare a meno dell'alcol, sono bravissimo, ci sto riuscendo, E da quando ho fatto l'intervento al cuore fine aprile che non bevo più alcol, sono un dio in questo. Birra analcolica, regalatemi birra analcolica. Ci sono quelli che per Halloween sono andati al castello. Io sono stato al castello di Bardi, provincia di Parma. Andateci, ma con molta calma, perché per arrivarci, ragazzi, stradettine in mezzo ai boschi, alle montagne, ma quando arrivi lì è una visione spettrale con la nebbiolina che te l'assicuro. E poi complimenti alla cooperativa Diaspro Rosso che ha organizzato questo Halloween particolare con zombie che ti uscivano dalle camere del castello e cercavano di prenderti. Insomma, roba fatta bene. Certo, c'è chi è andato in giro per la città senza fare assolutamente nulla e questa è la cosa che più mi preoccupa. Io infatti ho portato i miei figli al castello di Bardi proprio per questo, per evitare che gironzolassero senza meta in una metropoli così bella e sicura come Gallarate in provincia di Varese. E con il sindaco della Lega, ragazzi, è il minimo che ci possa essere, sicuramente il controllo, ma poi i fattacci possono accadere ugualmente. E allora in questi casi cerchiamo di star dietro ai nostri figli, perché le notizie che sto per leggervi riguardo l'Halloween non sono assolutamente che ti rincuorano, che dici, oh, ma sì, sta diventando sempre più una mania quella di fare cose strane per Halloween e soprattutto cose pericolose. Lo dico per le mamme, per le nonne che mi ascoltano. Attenzione, Halloween peggiora di anno in anno. E allora buongiorno, io sono qua che vi sto mostrando una foto bellissima per chi ci guarda in radiovisione, è altro che Halloween, ragazzi. Noi resistiamo e a resistere con Sammy Varini in una foto d'epoca di un po' di anni fa, devo dire, e sono le storiche conduttrici di questa radio. Lia Moretti al centro, grandissima artista di teatro, ma soprattutto cantante in lingua milanese, insieme a Gabriella Monti, storica conduttrice di Radio Libertà, che purtroppo negli ultimi anni non ce la fa più a venire fisicamente qua in studio, ma Gabriella, tu lo sai, quando vuoi la trasmissione la facciamo, ormai con le tecnologie c'è il telefono, semplicemente è come se fossi qui. E poi quella che resiste in diretta è Oretta Pierotti c'è, il suo angolo della musica classica del sabato alle 13 ha sempre un successo incredibile. Beh, in questa immagine ci vedete tutti e quattro nei vecchi studi di Radio Libertà che qualche anno fa si chiamava Radio Padania Libera, come lo siamo ancora oggi, molto padani e molto liberi. E buongiorno da Sammy Varin, certo, sono qua, ci sono, siamo a lunedì 3 novembre 2025, ragazzi, si ricomincia una nuova settimana già con brutte notizie in apertura, perché l'ultima ora su tutti i siti ci porta a raccontare di un'altra bicicletta falciata da un'auto, morto lo zio di Laura Pausini, si chiamava Ettore, aveva 78 anni, caccia al pirata della strada, è stato falciato mentre in bicicletta girava per la Stradelli Guelfi, siamo alle porte di Bologna. Caccia al pirata della strada, titola il sito del Corriere in apertura, e anche la Repubblica è uguale. L'omicidio stradale, morto Ettore Pausini, zio di Laura, è il ciclista travolto dall'auto pirata a Bologna. Questa la brutta notizia della notte, ma
Il buongiorno ve lo diamo lo stesso da parte di Sammy Varin, da parte di Francesco in regia e da parte di tutti voi. Perché? Perché ce lo diamo l'un l'altro il buongiorno. Che vuol dire sta roba? Vuol dire che da questo momento, visto che questa dovrebbe essere una rassegna stampa, avrete modo di scrivere il vostro messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 per commentare le notizie del giorno. Cosa significa? Che la nostra è una rassegna stampa democratica, cioè inviando un WhatsApp al 340 67 09 659 entrate in onda con me e quindi dite la vostra sugli argomenti di cui parleremo in questi prossimi minuti. È bello perché, ripeto, diventiamo veramente una radio interattiva in qualunque momento, non solo della rassegna stampa, ma del giorno o della notte. Potete inviare il vostro commento alla realtà, all'attualità, al 340 6709 659. E io già alle 8 di questa mattina comincio a leggere i messaggi, chiaro. Partiamo dal Corriere, certo, nella versione cartacea in taglio alto, e purtroppo questa è una cosa da cui non potremo sfuggire, ma tranquilli, siete in buone mani perché c'è Sammy Varin a condurre la rassegna stampa e l'ultima in questo programma è la noia. Non vi annoierete mai nella mia rassegna stampa, per cui certo parliamo del referendum. Sento dei rumori, dei versi. Chi è che fa i versi? Io no. Parliamo del referendum che ci sarà in primavera sulla riforma della giustizia, ma non torturiamo i nostri ascoltatori, non rassegniamoci a una rassegna stampa che parli solo di referendum. Mai! Comunque, il taglio alto del Corriere scrive: giustizia, il referendum agita le coalizioni. Nordio, molte toghe a favore del sorteggio. Il referendum sulla riforma della giustizia agita le acque sia nella maggioranza sia nell'opposizione. Fremono in Forza Italia, meno gli alleati che non vogliono personalizzare la campagna elettorale. E se Schlein vorrebbe un maxi comitato per il no, tra gli alleati risulta difficile trovare una strategia unica. Intanto il ministro Nordio rilancia: molte toghe sono favorevoli al sorteggio, e proprio il ministro Nordio è intervistato quest'oggi sul Corriere. Di spalla il data room della Gabanelli, attenzione, si ritorna a parlare dei centri migranti in Albania. Era un po' che ce li avevamo dimenticati, chissà come mai, perché certi giudici, a proposito di riforma della giustizia, hanno vietato ormai ogni spostamento di immigrati, perché quando li sposti l'immigrato fa C e salute, e no, non si può, perché ha fatto i C, non si può mandare in Albania. Ragazzi, trovano, no, scherzi a parte, poi lo sapete, sono le solite situazioni dei paesi sicuri, insicuri. Ormai dov'è che stiamo sicuri? Non si sta più sicuri da nessuna parte al mondo, ragazzi. Ma vedete un attimino, Venezuela, Trump va avanti, titola in centro pagina, va in Venezuela, neanche lì c'è sicurezza. Ma per favore, scherzi a parte, lo sapete, è una rassegna stampa distruttiva la mia, distruggo gli argomenti e poi li rimonto come voglio io. La Gabanelli scrive: come sono stati finanziati i centri migranti in Albania. Gli oltre 670 milioni di euro stanziati per i centri in Albania destinati ai migranti e di fatto ora vuoti non sono soldi recuperati in più da qualche parte, ma sono risorse tolte ad altri ministeri e dunque ai cittadini. A farne le spese la sanità, la scuola e il lavoro. Così racconta la Gabanelli, tanto per farci svegliare bene la mattina. La notizia principale arriva dal Venezuela, con Trump che va avanti. La Casa Bianca: per questi raid non serve il sì del Congresso, il ruolo della CIA, i piani contro Maduro, gli attacchi ai narcos e il video delle esercitazioni dei Marines
a Porto Rico. Insomma, continua l'operazione Venezuela, di cui abbiamo parlato anche mesi fa, perché abbiamo avuto un ospite proprio italiana che ha parlato di quelle brutte cose che accadono in Venezuela. Atteso l'arrivo di una portaerei americana, il presidente Trump è pronto a rompere gli indugi. Per il sì all'intervento dice non è necessario, via libera del Congresso. Marines a Porto Rico, nel mirino ci sono le basi dei narcos, appello del leader venezuelano Maduro ai paesi amici, piani della CIA per destituirlo. Siamo ancora sul Corriere con in centropagina un'altra delle brutte notizie del giorno, il dramma, gli spari a Messina e Napoli, morti a 16 e 18 anni. Ecco i volti di Giuseppe Di Dio, 16 anni, e Pasquale Nappo, 18, i due ragazzi uccisi per uno scambio di persona a Messina e a Napoli. Ragazzi uccisi per sbaglio. E cosa posso dire, ragazzi miei? Cioè, adesso già ammazzare una cosa terribile, manco prendere bene la mira, veramente stiamo andando di male in peggio, è terribile. Se preferite, c'è la notizia da Londra, sempre in versione Halloween. Londra, un arresto, 10 feriti, coltellate, sangue e frasi mistiche. Terrore sul treno. Non ci sarebbe un atto di terrorismo dietro il sanguinoso agguato a colpi di lama sul convoglio vicino a Huntington in Inghilterra, ma lo sapete che lì si usa dire così, salta fuori poi tra un mese la verità. Fermato un cittadino britannico di 32 anni. No, qui non scrive che è di carnagione scura, no, meglio non dirlo al Corriere. Il diavolo non vincerà, avrebbe gridato prima di colpire un passeggero, ed è già un miracolo, ragazzi, è questo che ammazza la gente senza gridare all'Akbar. È una mosca bianca, anzi nera. Ma la cosa bella sul Corriere, ragazzi, 2 euro spesi bene se lo comprate quest'oggi. 2 euro, che cazzo. Oh, c'è l'intervista ad D'Alema. E vai! Dai, inarcato sopracciglio, perché Aldo Cazzullo oggi intervista D'Alema, che era un po' sparito. Dopo il salto a Pechino non si è fatto più intervistare da nessuno. L'ex premier D'Alema oggi sul Corrierone, io a Pechino. Ha sbagliato l'Occidente a non esserci. Con il sud del mondo dobbiamo dialogare, non si può isolare l'80% dell'umanità. Massimo D'Alema al Corriere: l'Europa deve fare un accordo di sicurezza con la Russia. La sinistra si deve allargare a un pezzo di establishment, di classe dirigente. Ragazzi, piatto ricco mi ci ficco, come minimo. Oggi D'Alema sul Corriere. Non manca naturalmente Report. L'avete visto Report? Non avete visto Report? Ma dove vivete? Violata la mia privacy, ghiglia alla Rai, stop a Report, ma va in onda lo stesso. A proposito dell'inchiesta sul garante della privacy, lo stesso Ghiglia, il garante della privacy, ha diffidato Report dalla messa in onda della puntata di ieri sera e ha chiesto alla Rai di bloccare il programma, che però è andato in onda lo stesso. Ranucci, gravissimo. E chissà Ghiglia che faccia ha fatto. Non lo so, io se guardate queste cose, io me ne tengo assolutamente lontano, perché c'è l'1% di verità, capito? Tutto il resto è puntini, cos'è? Ditemelo, dai, vai. Messaggina Sammy Varin, 340-6709-659. No, non entro subito nel Corriere, so che vorreste l'intervista da D'Alema, vi piacerebbe? No, vado sul Fatto Quotidiano, che tu dici più o meno tra il Corriere e il Fatto Quotidiano, come osi. Guarda il centropagina, stessa cosa. Scandalo privacy, Ghiglia prova a oscurare lo scoop su lui e Arianna. Prima la bomba e ora la diffida. Report resiste al bavaglio di Fratelli d'Italia. Beh, chiaro, scusa, ma è Telemeloni, vuoi Telemeloni. Sta facendo il cacchio che vuole questo. Cos'altro vuole fare a questo punto Report? Cos'altro vuole fare? Sta facendo quello che vuole, perché la Rai è un pochettino
partitino, ma piccolino, comunista, ma solo un po'. Cioè, quando entri ti vedono subito, non devi neanche far vedere la tessera del PD, ti guardano in faccia come sei vestito, come parli, i capelli, se ce li hai, come ce li hai, e capiscono subito, se non sei di sinistra, basta, da quel giorno tu sei bollato, capito? C'è un motivo per cui noi siamo qui a parlare a Radio Libertà, perché di là non si potrebbe proprio parlare, cioè ti mettono il bavaglio, capisci? La museruola. Santa polenta, siamo sul Fatto Quotidiano, certamente in taglio alto, la Russa, Mantovano e Mattarella dicevano no a carriere separate, Fratelli d'Italia volta Gabbana, ora accelerano per scegliere i capi PM. Beh, è interessante, sicuramente in queste settimane che ci separano dal referendum scoprire quanti cambiamenti di opinione ci sono stati anche all'interno degli schieramenti e anche in Forza Italia, eccetera, chi adesso voterà no alla riforma della giustizia e chi anche all'interno della sinistra incredibilmente voterà sì. E questo può essere l'unico passatempo che potrei dirvi, che potrei consigliarvi, visto che ci aspetta per settimane un trituramento di palle quotidiano sul fronte referendum. Ma d'altronde, se vogliamo capire qualche cosa, cambiare qualche cosa sul fronte giustizia, altrimenti diamo in mano ogni decisione del nostro governo ai magistrati, ai giudici. In poche parole, visto che la maggior parte di questi magistrati e giudici purtroppo strizza l'occhiolino alla sinistra, e significa che qualunque decisione il governo prende rimane lì sulla carta, perché viene interpretata diversamente dalla giustizia. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Zelensky non ritira i soldati accerchiati, si rischia una strage. Anche questa cosa, signori, con tutto il bene che vogliamo a Zelensky, chi è che gli vuole bene? Se tanti vogliono bene a Zelensky, ma basta, li vuole tutti morti i suoi? Non lo so. Comunque in Ucraina si parla del disastro nell'ultima roccaforte di Povrovsk, congelare la linea del fronte no, ancora non se ne parla, ma forse sarà il caso di farlo. Sì, certo, vi faccio vedere anche sul Fatto Quotidiano, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, succede in Rai, poche ore prima della messa in onda il membro dell'Authority scrive alla Rai per fermare la puntata, De Siervo, presidente emerito della Consulta, l'ufficio del garante deve lasciare in blocco, capito? Cioè stanno volando gli stracci in Rai. Sì, ma sono gli stracci di quelli che non la pensano come il PD, come Ranucci. E allora facciamolo presidente della Rai, facciamolo capo. Cosa più di così? Cosa possiamo fare? Santa miseria, andiamo avanti, ma io aspetto certamente i vostri commenti. Anche questo, altra argomentazione della giornata. Dite la vostra al 340 6709 659. Anche voi che mi state ascoltando sulle pagine Facebook di Radio Libertà, se non ci bloccano, e soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, siamo più di 1 milione ad ascoltare questa rassegna stampa. Ditemi il vostro parere, anche se mi ascoltate magari in un altro momento della giornata, non sono le 7:48 del mattino, potete ugualmente scrivere al 340 6709 659 specificando l'argomento su cui volete disquisire e scrivendo il vostro pensiero. Noi siamo in onda dalla mattina alla sera e ogni giornalista che va in onda legge poi i messaggi che arrivano tramite WhatsApp. Vado sul giornale. Il giornale di quest'oggi apre con la piaga occupazioni delle case. Svolta sulle case. Il governo vuole sfratti più veloci. Anche qui, ragazzi miei, che ne dite? Tu dici sfratti sì, però non è che spacchiamo la porta come avviene in certi paesi d'Europa. Vogliamo esagerare? E a volte sì, perché a volte
fanno apposta a chiudersi dentro con bambini e con rappresentanti dei vari comitati per provocare. La verità, come dico sempre, sta nel mezzo, certamente. Comunque il governo vuole sfratti più veloci. Per i proprietari è un danno da oltre 1 miliardo l'anno. Norma in arrivo. Stretta del governo sugli sfratti che allo scopo avranno un'autority ad hoc. Fratelli d'Italia ha messo a punto una proposta di legge per semplificare le procedure di allontanamento per gli affittuari morosi da almeno 2 mesi consecutivi affinché possano tornare libere. Questa è la notizia principale sul giornale, oltre naturalmente a Sinner. Re di Parigi si riprende il numero 1, ma non so per quanto, dice Sinner. All'interno, sempre sul giornale, lo stop al ponte e il commento di Giovanni Toti che dice: la sovranità del popolo commissariata dai giudici. E attenzione, a proposito dello stop al ponte di Messina, oltre ai tanti commenti che troverete se ci fate un giro sul sito radiolibertà.net, oltre ai commenti dei nostri politici, quelli più importanti, alle 9 avremo anche quest'oggi il grandissimo capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Vi ricordo che proprio da quest'oggi lunedì alle ore 12 parte una nuova trasmissione che si chiamerà La Belva Civile. La Belva Civile. Tu dici, ma la belva non è mai civile, è incivile. No, questa è la Belva Civile. Sottotitolo: mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Una trasmissione che parlerà di riforme in atto che stanno accadendo, riforme appena passate dal governo in Parlamento, come quella della giustizia che poi ora passa nelle vostre mani, riforme che bisognerebbe assolutamente fare, assolutamente portare avanti e che magari proprio voi ascoltatori ci potete suggerire. Chi condurrà questa trasmissione, La Belva Civile? L'ex sindaco di Frosinone e attuale deputato della Lega, Nicola Ottaviani. Signori, una bellissima novità a cui teniamo, soprattutto perché Ottaviani è un bel chiacchierone, ma racconta belle cose, parla bene, si fa comprendere. E oggi alle ore 12 andrà in onda la prima puntata di questa La Belva Civile. Ne vale la pena perché veramente ti dà il senso di come tante riforme vengono portate avanti, ci sono, e poi vengono assolutamente schiacciate da una magistratura che racconta quello che vuole e porta avanti lei praticamente la vita quotidiana di noi italiani, non il governo e neppure Telemeloni. Solo 1 minuto con Nicola Ottaviani, tiriamo sul cursore, Francesco, perché c'è un audio suo di Ottaviani che ci spiega bene di cosa si tratta, di cosa tratterà nella sua trasmissione. Ascoltiamolo. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Allora, signori, appuntamento alle 12 di ogni lunedì per la nuova trasmissione dell'onorevole Nicola Ottaviani da Frosinone che si chiama La Belva Civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Roba buona, eh?
come facciamo? Facciamo un bel reparty? Ma porco cane, pure quello ci hanno fatto. Ci ritorniamo. Intanto anche sul quotidiano Il Giornale quest'oggi l'ennesimo attacco all'esecutivo. Report: Ranucci sfida il veto del garante. Ghiglia: un atto gravissimo diffondere la mia corrispondenza. Il caso Report tiene ancora banco, lo so che siete molto interessati. Ieri pomeriggio, a poche ore dalla messa in onda, Agostino Ghiglia, membro del garante per la privacy, ha inviato alla redazione del programma una diffida molto grave, non solo l'intrusione nella mia vita privata, ma la violazione delle mie chat. A Ghiglia! Ma non l'hai capito che questo ci vive? Ranucci ci vive sulla violazione della privacy e delle chat. Questi vivono di chat, capito? E per fortuna che le hanno inventate, altrimenti non esisteva neanche Ranucci. Ma è chiaro, vogliamo bene a Ranucci. Telemeloni non vincerà, non mi pare proprio che esista Telemeloni, c'è Tele Ranucci semmai. Sì, molliamo la prima pagina del quotidiano Il Giornale, ma io sono arrabbiato e quindi entro direttamente all'interno del quotidiano Il Giornale, perché l'argomento principale è proprio quello delle case occupate, signori. Sicuramente è successo, se non a voi, a qualche vostro parente o amico. Affittate e poi quello non se ne va via più quando gli dite mi spiace ma ho bisogno dell'abitazione. Gian Maria De Francesco a pagina 2 nella sua analisi dice che dalle case occupate arriva un danno al PIL di oltre 1 miliardo, grandi città in scacco, da sommare poi le spese per tribunali e sgomberi, effetto boomerang sul mercato. Spaziani testa con le esecuzioni lampo, più appartamenti locati e giù i canoni. Confedilizia applaude a questa idea, mentre Salis dice una deriva pericolosa. Fabrizio De Feo: il governo dunque punta a una stretta sui tempi per ridurre i contenziosi civili e restituire maggiori certezze ai proprietari i cui immobili sono abusivamente occupati. Un indirizzo che trova il sostegno delle associazioni della proprietà immobiliare. Tutto da leggere se siete purtroppo in una situazione del genere. L'articolo di pagina 2, ma anche di pagina 3 del quotidiano Il Giornale. Basta con gli sfratti lumaca, prevista anche un'autority. Da Fratelli d'Italia una proposta di legge per semplificare procedure e contenziosi. Fondo nazionale per l'emergenza abitativa, sanzionati i proprietari che dicono il falso. Sofia Fraschini parla di questa stretta del governo sugli sfratti che allo scopo avranno un'autority ad hoc. Possibile presentare ricorso entro 7 giorni. In caso di licenziamento, aiuti temporanei a chi denuncia un ISEE inferiore a 12.000 euro. Intanto oggi iniziano le audizioni sulla manovra e anche nel 2026 il bonus Giorgetti premia chi resta, fino a 11.000 euro in più all'anno per chi rinuncia al pensionamento di anzianità, un'estensione della pace fiscale, una rimodulazione della tassa sui dividendi tra le ipotesi di modifica della legge di bilancio, fondi del ponte verso la conferma. E proprio di ponte, signori, oggi parlerà a mezzogiorno la prima trasmissione dell'onorevole Nicola Ottaviani, La Belva Civile. Si parlerà del ponte di Messina, con una bella canzone anche di Marco Ferradini, che aveva dedicato un pezzo molto romantico anni fa proprio al ponte di Messina. Queste le novità, certo, per la manovra di cui da quest'oggi si inizia a parlare seriamente in Senato, ma io giro di nuovo la pagina, siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, che non può non parlare dell'ultimo agguato di Ranucci. Cestina la diffida del garante, ma non è di questo di cui volevo parlare, perché ragazzi ne parlano tutti i giornali, tutti i quotidiani, e quindi ve li comprate, vi leggete Ranucci, avete il poster di Ranucci che giocate a freccette, non scherzate ragazzi. Ranucci, dopo quello che ha patito
partito, merita questo ed altro. Io invece, che non c'entro niente con la rassegna stampa, passavo qui per caso stamattina, mi hanno messo davanti un microfono, vi parlo di uno sfregio ad Aldo Moro. Che cavolo c'entra con Ranucci? Niente, ma è nella stessa pagina, in taglio basso, si parla di Halloween. Cosa avete fatto ad Halloween? Cosa hanno fatto i vostri figli ad Halloween? Non lo saprete mai, perché i figli non parlano. Abbiamo dei figli muti. Francesca Galici ci racconta del travestimento di Halloween modello 2025. Un altro sfregio ad Aldo Moro, magliette con il logo Brigate Rosse e il manichino in auto, centrodestra indignato. Io non ho più parole, ragazzi, cioè sono d'accordo, anch'io mi sono messo la maschera per qualche ora, sono stato il Varin mascherato. Che maschera avevo? Non ve lo dirò mai. Solo i miei amici più intimi, quelli che hanno il mio numero di telefono, possono guardare sul mio stato di Instagram, di WhatsApp, se avete coraggio. Ma i costumi scelti per Halloween da due studentesse di scienze politiche per riprodurre il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, cioè, da cosa vi travestite ad Halloween? Costume di gruppo sul caso Aldo Moro, hanno fatto arrabbiare decisamente un po' di gente. Ne parliamo tra pochissimo, minimo, perché c'è la pausa musicale e guarda caso abbiamo la nostra amica pianista Fiamma Velo che rievoca la notte di Halloween con il valzer degli spiriti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Io non lo so cosa avete fatto nella notte di Halloween, non lo so se siete venuti a contatto con qualche spirito. Io sì, con qualcuno ho parlato, ma è il momento giusto, Halloween, lo sapete, per incontrare gli spiriti dei nostri amici, dei nostri parenti morti. Poi ci sono quelli che fanno le cazzate e adesso ne parliamo. Il valzer degli spiriti con fiamma a velo, piano, xilofono, melodica and voice, tutto a 432 Hz, roba buona che trovate facilmente su YouTube e su tutti gli store digitali, e sta diventando anche lei una bella streghetta, la fiamma a velo, con tante manifestazioni musicali riguardanti Halloween ma anche riguardanti il Natale, e vi prometto che con l'avvicinarsi del Santo Natale, che è qua praticamente già Natale, buon Natale, avremo modo di regalarvi una bella atmosfera anche e con altri artisti sempre indipendenti, sempre sconosciuti, perché Radio Italia, Radio DJ, Radio Dimensione Suono non li trasmettono perché non pagano. Il buongiorno si sente dal Varin, certamente tra poco arriviamo all'Halloween, è accaduto purtroppo in tanti casi in Italia in maniera terribile e drammatica. Intanto un po' di messaggin che avete inviato a Sammy Varin al 340 6709 659. Io vi ringrazio perché siete sempre grandissimi e ci date il polso di cosa pensano gli italiani sui vari argomenti, e normalmente è un polso che batte alla grande. Marco da Milano: un omicidio è sempre un crimine terribile, non è mai un errore. Era un crimine anche se c'entravano il bersaglio giusto. Vero? Ma in questo caso fa anche arrabbiare perché dici, cioè, hanno pure sbagliato mira, hanno sbagliato persona, 2 ne hanno ammazzati di ragazzi che non avevano ancora cominciato a vivere. Ma per guardare il Ranuccio olfazio fazioso a quell'ora non mi serve più il lassativo, grazie no, scrive Silvio. Silvio, non fare lo spiritoso che Ranucci si offende. Salve Varin, ma secondo lei Trump vuole liberare il Venezuela? Petrolio. E adesso minaccia la Nigeria? Petrolio. Sarà sicuramente un caso, ma a me puzza di petrolio. Francesco, sei un filosofo, devo dire, sappiamo che è uno che si intende di affari il Trump. Certo è che la Nigeria che ammazza i cristiani ci fa venire il voltastomaco, e anche il Venezuela, insomma, non è proprio uno stinco di santo il Maduro, da quello che mi raccontava un ospite tempo fa. Buongiorno, Sammy Varin dice a proposito degli sfratti la verità sta nel mezzo. Mi spiace dover replicare che la verità non sta nel mezzo. Chi ha comprato una casa ha il diritto di essere pagato. Nessuno gli ha regalato nulla. Certo, brava Pina, io sono assolutamente d'accordo con te. Certamente a volte si esagera, si è esagerato nelle scorse settimane, in un caso isolato, forse isolatissimo, che però ha fatto casino perché insomma c'erano dentro bambini piccoli eccetera, e sentirsi sfasciare la porta, ma dentro c'era il comitato eccetera, era una roba molto orchestrata, capito? Andatevela a ricercare su internet. Gli inquilini hanno la legge in favore, so anche io che non pagano, sempre a proposito degli sfratti. Poi sul Venezuela, ma è giusto che Trump faccia la guerra al Venezuela? In fin dei conti i narcos non sono il governo del Venezuela. Trump faccia fuori i narcos in America, non il Venezuela. Se invece vuole il petrolio venezuelano è un'altra cosa, quindi è un dubbio che i nostri ascoltatori hanno, ma non è che magari vuole il petrolio, l'ha detto anche Maduro, che ce l'ha ancora molto chiaro. E ora che chi non paga l'affitto venga sfrattato subito, come in America, in una settimana vai fuori, poi si rivolga al comune e si faccia dare la casa. Non che sia il proprietario a sostituirsi al comune, non si possono neanche detrarre le ingenti spese legali, non è giusto che siano i politici comunisti a dare le loro case agli sfrattati, troppo comodo il bla bla. La scusa sono sempre i bambini, vero, su questo sono d'accordo. Cosa non facciamo oggi ai bambini? Cosa non gliene facciamo di tutti i colori? Ma l'idea di portarli fuori dalla loro casa e di metterli in una casa del comune, no. Bah.
Ma chi se ne frega del referendum sulla giustizia? Che Fantozzi questo? Parliamo di togliere l'IVA dalle bollette, scrive Marco. È vero, anche dalla benzina, togliamo le accise. Quante cose, bisogna bloccare tutti gli sbarchi. Mamma mia. Ragazzi, se si potesse, a parte le accise appunto che tengono in piedi questo paese, ma se si potesse davvero, per farlo, lo sapete cosa bisogna fare? Bisogna cominciare a fare questa benedetta riforma della giustizia. Adesso che si può votare in primavera questo cambiamento epocale, che è un bel primo passo, non è la manna, ma è un bel primo passone, un segnale che gli italiani ne hanno piene le balle di certi giudici che hanno la tessera del PD nascosta da qualche parte in tasca. Capisce a me? La Russia dimostra tutta l'ipocrisia dell'Europa, preda di mafiosi collusi e assassini. Speriamo che la invada veramente questa vecchia P puntini puntini. Cosa voleva dire Marco? Boh, non sono d'accordo. La belva civile del cavolo. L'unica a eliminare lo Stato per ridare vita alle popolazioni italiche. Gli Stati sono emanazione di una filosofia antiumana. E il secessionista che abbiamo ognuno dentro di noi salta fuori ogni tanto, vero? Ma pensa che io sono allergico alla bandiera italiana. Posso dirlo in questa radio? Non è che mi mandano i gendarmi, no? Posso dirlo? E non riesco. È un'allergia che mi è venuta. Sto facendomi curare, vedrete che guarisco. Giusto riavere le proprie, ma come mai se un tempo la casa la pagavi in 15 anni, vedi padre Marcolini, e oggi non riesci in 40? E parliamo degli affitti? Chi è che vuole la miseria di noi persone normali? Chiedo per un amico. È vero. Ma poi hai portato i figli a messa per i santi e i defunti? Bravo, anche questo mi fa la domanda e mi coglie assolutamente spiazzato e impreparato. La risposta purtroppo è no. Però ho acceso i lumini a casa, quello sì, l'ho fatto, però ho acceso i lumini a casa. Portare i figli a messa è diventata un'eresia. A volte ci riesci, ma devi arrivare nel momento giusto della loro psicosi, devi essere mia nonna Antonia, che molti di voi conoscono perché l'ho nominata negli anni passati abbastanza, e mi obbligava ad andare a messa quando ero bambino. E giustamente io poi ho capito, mi piaceva anche e mi appassionavo, leggevo, chiaro, il Vangelo non sono riuscito, però la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi l'ho imparata bene, e quando ero lì che leggevo e guardavo in faccia le vecchiette della prima fila e facevo già l'oratore già ai tempi, e c'avevo forse 11-12 anni. Poi verso i 13-14 nel coro femminile si sono accorti che ero l'unico maschio e mi hanno cacciato impunemente. D'altronde ci stava bene nel coro femminile della chiesa, io insieme a tutte le altre ragazze ero l'unico che cantava il Signore non, e loro facevano le vocine, io facevo il vocione. Poi era bello anche il sabato pomeriggio andare a pulire i candelabri, perché ai tempi c'erano le candele vere. Ho fatto tante cose. A 14 anni effettivamente ho detto ciao ciao, e l'idea di svegliarmi la domenica alle 8 del mattino non ce la facevo proprio. Tu dici, ma ci sono altri orari per le sante messe? E non mi ricordo, c'ho un vuoto mentale. Per dirvi che non è semplice, ci vuole una forza, una coesione. Mia nonna Antonia ci è riuscita, io ad esempio non ce la faccio proprio con i miei figli, non ce la faccio. Lo so, ma chi è il genio che l'ha fatta? Accidenti, adesso non so a cosa ti riferisci, caro ascoltatore, se al pezzo di Fiammavelo, se alla nuova trasmissione La Belva Civile che parte quest'oggi a mezzogiorno, forse intendeva la cosa di Halloween. Dai che ci ritorniamo, eccolo qua, siamo sul quotidiano Il Giornale, a pagina 4, un altro sfregio a Moro, il travestimento di Halloween. Da cosa vi travestite ad Halloween? Costume di gruppo sul caso Aldo Moro. 2 studentesse di scienze politiche hanno deciso di dissacrare uno dei più gravi atti contro le istituzioni e contro lo Stato, travestendosi rispettivamente da Renault 4 rossa, con tanto di targa sul retro, e da Brigate Rosse. Nel sedile posteriore della loro auto hanno perfino adagiato un manichino
per simulare il rapimento dell'ex presidente del Consiglio, addosso al quale è stata posta la stampa della prima pagina dell'edizione straordinaria del quotidiano Repubblica del 16 marzo 78. Ma non solo, perché a chi ha fatto notare nei commenti la scarsa somiglianza tra il fantoccio, il bamboccio e Aldo Moro, chi ha condiviso il video che la ragazza vestita da R4 ha replicato: essendo il soggetto albino, restituisce fedelmente il biancore della morte dell'onorevole. Infangare la memoria di Aldo Moro per festeggiare Halloween è un limite che difficilmente, solo pochi anni fa, si pensava che potesse essere raggiunto. Invece eccoli i giovani compagni che mitizzano un gruppo terroristico sanguinario nel silenzio della sinistra parlamentare, che ancora non si è espressa sul fatto, nonostante sui social abbia avuto una grande eco di indignazione. Stiamo scavando il fondo e non troviamo più neuroni. È uno dei commenti più quotati davanti a due ragazze che dovrebbero rappresentare la classe dirigente di domani, peraltro studentesse di scienze politiche, che cercano like e visualizzazioni con una delle pagine più buie della storia italiana. Il centrodestra, naturalmente indignato, ha parlato subito di atto gravissimo, ma attenzione, il centrosinistra non è ancora pervenuto. Ne parla solo il giornale di questa terribile cosa che non ci fa assolutamente piacere, perché festeggiare Halloween va bene, ma stiamo esagerando? Beh, mai come quanto avvenuto in Inghilterra, ragazzi. Oh, siamo fortunati, qui ancora non ci si accoltella sul treno. Siamo lì, salutiamo tutti gli amici che sono in questo momento in treno. So che ho vari gruppi d'ascolto che hanno scaricato l'app di Radio Libertà sul proprio cellulare e mi seguono mentre vanno al lavoro. Certo, non andate troppo veloci, mi raccomando, non c'è pericolo. Pagina 10 del giornale: follia in treno, 11 persone accoltellate. Arrestato l'aggressore, rilasciato un sospetto. Scotland Yard dice non è terrorismo, ma lo dice sempre, ma cresce l'allarme sicurezza. 2 sono in gravi condizioni, testimoni. Pensavamo fosse uno scherzo di Halloween. 11 feriti, di cui 2 in condizioni critiche. Questo è il tragico bilancio dell'accoltellamento multiplo avvenuto sabato sera sul treno nel tardo pomeriggio che da Doncaster portava a Londra. Per l'accaduto sono stati arrestati 2 uomini, entrambi cittadini britannici, un 32enne di colore ritenuto responsabile del fatto, un caraibico di 35 anni che a seguito di indagini è stato però rilasciato. All'inizio si parlava di terrorismo, poi l'Inghilterra, sempre molto cauta, fa finta di niente, firuli, firula. Ancora sul quotidiano Il Giornale, oggi veramente tra i più ricchi intendo che spaziano su varie argomentazioni. A pagina 19 il giornale parla di un'editoria sempre più in crisi, signori. Gli italiani leggono pochissimo, forse un libro all'anno. E cosa leggono? Manuali trash e autori influencer per vendere di più. Saviano non molla la classifica, la bio di Papa Francesco svetta e Dan Brown fa Dan Brown, ma in generale le lettere e la lettura sono morti. Il 70% degli italiani non legge più di un libro l'anno, lasciato a metà sul comodino, e le case editrici hanno registrato perdite di 2 milioni di euro rispetto all'anno scorso. E allora pubblicano di tutto: idee regalo più che testi letterari, influencer al posto degli autori, manuali di vita quotidiana più che romanzi, però quelli che acquistano audiolibri sono il 14%. Secondo me è interessante questa cosa degli audiolibri. Poi ci sono delle app che trovate che vi permettono di ascoltarli anche semplicemente mentre fate le pulizie in casa. Chi ha problemi di udito, poi certamente, chi non ci vede bene, ragazzi, ve lo leggono il libro. Cominciate a interessarvi. Parlo chiaramente dei ragazzi di una certa età che sono un po' ritrosi alle nuove tecnologie, ma qua di nuova tecnologia c'è ben poco, ragazzi, e basta schiacciare un bottoncino. Molliamo il quotidiano Il Giornale, certo, e andiamo felicemente, allegramente su Repubblica. Ucraina e Venezuela
duello Putin-Trump. Mosca spinge l'offensiva a Kiev ed è pronta a inviare missili a Maduro. Venti di guerra a Caracas. Gli USA simulano lo sbarco dei Marines. È tensione su due fronti tra Donald Trump e Vladimir Putin. In Ucraina Mosca intensifica gli attacchi e fa sapere l'incontro tra i due presidenti ora non è necessario. Nei Caraibi gli Stati Uniti fanno esercitazioni con i Marines mentre la Russia è pronta a aiutare il Venezuela. In centro pagina siamo naturalmente su Repubblica. Ghiglia che chiede lo stop di Report. Ranucci è il presidente capo supremo della RAI, un gesto gravissimo. Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, prova a fermare la messa in onda della puntata di Report di ieri con il servizio nel quale si mostra la sua visita nella sede di Fratelli d'Italia prima della multa dell'Authority per la diffusione dell'audio di Gennaro San Giuliano. Non c'è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche, ribatte Sigfrido Ranucci. Quello che tenta di fare è mettere un bavaglio. È gravissimo. L'opposizione insorge e chiede le dimissioni di Ghiglia. C'è Ilvo Diamanti, siamo sempre su Repubblica, che parla della riforma della giustizia, la riforma della giustizia che divide il paese. Tra poco vi leggo qualcosa, ma non possiamo far colazione senza l'editoriale di Paolo Gentiloni. Se gli Stati Uniti giocano da soli, e si parla naturalmente di quello che sta avvenendo in questo periodo sul fronte guerra. Giro il quotidiano La Repubblica, è richiestissimo certamente il sondaggio che fa Ilvo Diamanti a pagina 8. La giustizia divide gli italiani, riforma appesa a un pugno di voti. Secondo, lo dice Ilvo Diamanti, vuol dire che è vero. Pensate che i sì, lo sapete, si andrà a votare, questo è un referendum che deve esclusivamente confermare questa legge e quindi non c'è il quorum. Chi vuole votare sì, chi vuole votare no, e chi prende più voti vince. Quindi anche se andiamo in 5 a votare, è l'importante che si voti a favore di questa incredibile novità che riguarda la giustizia e che riguarda, perché purtroppo prima o poi ci incapiamo tutti quanti nella giustizia, riguarda la nostra vita quotidianamente piena di casini, e a volte sei in mezzo tu a questo casino. Facciamo in modo che uno decida cosa vuole fare nella vita, e quindi se vai da questa parte o se vai da quell'altra parte, e che non si possa cambiare idea durante questa vita. Sto parlando naturalmente della magistratura. Il sì alla separazione delle carriere dei magistrati sarebbe al 51% secondo Ilvo Diamanti. I no più alti tra chi boccia l'azione del governo e sostiene PD e 5 Stelle. In poche parole, avete capito bene, sarà una lotta tra destra e sinistra, tra chi fa il tifo per questo governo e chi invece non gli va bene niente di quello che fa questo governo. E insieme al PD, a quanto pare, c'è anche la magistratura. Ma non è vero niente, sto scherzando, dai, fatemi fare lo spiritoso, e sono così pieno di spiriti che vado all'incubo di Halloween, ragazzi. Un paginone, ma un po' su tutti i giornali, a pagina 19. Allora, ci sono quelli morti ammazzati vergognosamente per scambio di persona, e ne parliamo tra poco. Ma da Torino arriva l'incubo di Halloween. Baby gang tortura ragazzo e poi lo getta nel fiume. A Moncalieri, nel torinese, il 15enne in caserma ancora sotto shock, forse ha subito anche violenza sessuale. C'è un video. È scomparso venerdì e nessuno ha avuto più notizie di lui fino a sabato pomeriggio. Sotto accusa 3 coetanei già noti ai carabinieri. È chiaro che la domanda che vi faccio io è se è giusto che questi ragazzini 14-15 anni possano circolare da soli tutta la notte per alcune città non proprio controllatissime. Ma quale città è controllatissima? Andate a Milano a farvi un giro e vedete dopo le 7 di sera come si sta. È normale
che si decida di farli circolare da soli? Punto di domanda. Tu dici: che faccio? L'agente segreto, vado a pedinare mio figlio? Altra domanda intelligente. Se avete risposte, per favore, visto che io ho 2 figli di 14 anni e voi magari anche, o qualche nipotino della stessa età, mi inviate un messaggino al 340 6709 659. Gliene hanno fatti di tutti i colori a questo ragazzino. Per fortuna non è morto, ed è già tanto, ma l'hanno umiliato come non mai. Sempre sul quotidiano Repubblica non può mancare, a proposito di umiliazione, qua si vuole umiliare il governo che sta facendo i salti mortali per migliorare la vita di noi italiani, ma certamente Repubblica deve boicottare la manovra, tutte le richieste dai sindacati alle banche, al via alle audizioni in Senato, e quanti argomenti, dall'assegno unico esteso e il bonus libri scolastici, agli sgravi sui salari, pensioni, stop all'età, limitare il contributo e proseguire il dialogo con credito e assicurazioni. Sul fronte investitori, rischio doppia tassa, un autogol fiscale, gli affitti brevi, albergatori e gestori divisi sulla cedolare, le imprese, aiuti e garanzie per crescere ancora. Insomma, gli interventi di 76 tra associazioni e categorie avranno fino a 15 minuti in queste audizioni al Senato per proporre osservazioni sul testo di bilancio. Chiude i lavori il ministro Giorgetti, ma Tajani avverte: la miglioreremo. E siamo tutti molto ottimisti, assolutamente. 8:25, così ottimisti, mamma mia, dopo giro anche sulla Stampa, torturato dalle baby gang, ancora più cattivo l'articolo su questo dramma del quindicenne torturato a Torino. Il quotidiano La Verità. Sentiamo un po' come apre quest'oggi. Abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la CGIL, braccio di ferro, con l'intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, oggi sulla Verità, che rivela l'accordo per 150 euro in più ai dipendenti. CISL e Willy vogliono fare l'interesse di 1,6 milioni di lavoratori, altri invece usano il sindacato per fare politica. Ma la frase di Trump, che ci è risuonata bene a tutti noi nel weekend, Trump alla Nigeria: basta ammazzare i cristiani, altrimenti vi invado. Bene, bene. La mattanza sul treno, 11 feriti in Inghilterra, un caraibico e un nero accoltellano i passeggeri a Cambridge, 2 sono in pericolo di vita. Il governo per ore non ha rilasciato dettagli sull'etnia degli assalitori. Guarda un po'. 11 persone sono state accoltellate nella sera di sabato a bordo di un treno diretto a Huntington, nei pressi di Cambridge. 2 di loro sono in pericolo di vita. Le autorità, che per il momento hanno escluso un movente terroristico, hanno fermato un 32enne di colore e un 35enne di origini caraibiche, entrambi con nazionalità britannica, ma naturalmente non è terrorismo, no, assolutamente no. Il killer non è bianco? Meglio tacere. In Europa la realtà è un problema, e questo è il commento di Francesco Borgonovo. Se il killer non è bianco, firulì, firulà. Le interviste del lunedì sul quotidiano La Verità, ricchissimo quest'oggi, le interviste di quest'oggi con Francesco Sisto, tanti magistrati sono a favore della riforma. Alberto Stefani, ullala, il candidato della Lega e del centrodestra in Veneto, pochi operai? La risposta non è l'immigrazione. Carlo Galli, la libertà è l'alternativa al progresso. José Altafini, più giovani na fa niente se sbagliano, ma soprattutto, scendo più in basso, l'articolo di Giuliano Guzzo, terribile. Il suicidio dilaga tra i ragazzi. Nella fascia tra 15 e 29 anni, il suicidio è la prima causa di morte. Se ne parla poco, ma il suicidio ormai è diventato la prima causa di morte tra i giovani europei, superando perfino gli incidenti stradali. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, invitando il padre, scusate, di quel ragazzino che si è tolto la vita perché preso in giro dai propri compagni, vi ricordate?
I lockdown hanno contribuito, basti pensare che tra il 2020 e il 2021 in Italia c'è stato un incremento del 16% di suicidi. Ma il malessere viene da più lontano. I principali fattori di rischio sono l'isolamento sociale, che la pandemia ha acuito, problemi mentali come depressione e ansia, eventi traumatici o situazioni di stress, abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Gli esperti sottolineano come la nostra cultura, considerando il dolore un tabù, non faciliti i genitori nell'affrontare i problemi dei figli. Pesano anche gli effetti della secolarizzazione. Infatti tutti gli studi sociologici concordano nell'indicare nella religione un fattore che diminuisce drasticamente il rischio suicidi. Vedi? Facciamo un mea culpa perché non andiamo più a messa e non mandiamo più neanche i nostri ragazzi a messa. Torneremo tra pochissimo, c'è la pausa delle 8:30 con una bellissima versione del pezzo di Lucio Battisti, Emozioni, da parte di Deborah Blumetti, che ci è venuta a trovare la scorsa settimana, e poi di nuovo insieme con la rassegna stampa di Sammy Varin e il quotidiano La Verità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con una perturbazione che influenza marginalmente ancora il tempo sull'Italia. Al mattino condizioni meteo un po' instabili con qualche precipitazioni sul Triveneto orientale, sulla Romagna e soprattutto su buona parte del centro fino alla Campania. Nel pomeriggio il fronte tenderà a spostarsi ulteriormente in direzione del versante adriatico del nostro paese e verso il settore meridionale, ancora con qualche rovescio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo, no, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino, oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
buttarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Tu chiamale se vuoi. Sono le emozioni che vi lancia Sammy Varin su Radio Libertà. Buongiorno, con gli artisti indipendenti sconosciuti a livello nazionale che vi faccio conoscere io, aprendo lo scrigno con questi incredibili tesori musicali. Lei si chiama Deborah Blumetti, arriva da Sesto San Giovanni, ha fatto un album di cover ma non soltanto, e questa era la storica Emozioni di Lucio Battisti. Con il buongiorno che si sente dal Varin, certo, c'è Sammy Varin e i vostri messaggin, sempre tantissimi, e vi ringrazio, arrivati al 340 6709 659. È facile, basta in qualunque momento del giorno o della notte segnalarci il commento alla notizia che avete sentito o che avete magari vissuto, inviando un messaggio al 340 6709 659 che compare direttamente qui nello studio della diretta di Radio Libertà, e noi non possiamo che leggerlo. Sfratti più facili per i morosi vuol dire più appartamenti in affitto per chi paga regolarmente e meno proprietari che fanno solo bed and breakfast per salvarsi da chi occupa. Non è difficile da capire, ci scrive la Nina. E poi ancora, ma i comunisti fanno sempre i buonisti col culo degli altri, è ora di smetterla. Il governo deve proteggere la proprietà privata, non darla in pasto ai comunisti. Ciao, con tutte le info che arrivano con i social, io leggo sempre lo stesso libro di Bukowski e la verità. Consulto manuali chitarra e guide di montagna. Cazzo mi frega della letteratura, scrive questo ascoltatore. Grande Trump sta facendo quello che non fa il Vaticano. Poi magari ci sarà pure il petrolio, ma il Venezuela sta portando da tempo tonnellate e tonnellate di droga, scrive Pietro. Vero, vero, vero. E anche sul fronte Nigeria vedremo tra poco. Ci vuole fede, grazie. Io sono controcorrente rispetto agli italiani. Rinuncio alle ferie, alla pizza e compro libri. Ma quanto costano? No, certo, Saviano. Avete buttato Dio Padre fuori da casa ed è entrato Satana, altro che zucche vuote. Ma i fautori della segregazione pandemica non li mettiamo in galera? Oggi sono super attivo alle 2:47. Scusa Sammy, adesso me ne vado in bici. Ah,
Cioè sei attivo dalle 2:47 e mi molli così, Marco? Ma portati dietro il telefonino e con la app mi ascolti anche dalla bicicletta. Guarda, sono tanti e quelli in bici non so, ma a piedi si fanno la passeggiatina mattutina ascoltando Sammy Varina. Passeggiatina Sammy Varina. Mattia da Padova, ormai la carta d'accesso stampata è un mezzo autoreferenziale. Ovunque il pensiero unico sinneriano. Tra un po' diranno a che ora scorreggia è la causa, poi dello zio della Pausini che cacchio me ne frega. Sono cinico ma con affetto perché è stato eroe non dichiarato. Mattia da Padova, ci mancherebbe altro. Prendiamo le distanze dalla tua brutta frase, perché la notizia che campeggia su tutti i quotidiani, non quelli cartacei ma in internet, è proprio la morte dello zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bicicletta da un'auto in fuga. Sì, tu dici, succedono tutte le volte queste cose, tutti i giorni, a tutte le ore, perché in prima pagina? Perché è lo zio di Laura Pausini. E che ti devo dire? È comunque una persona che è morta per colpa di qualcuno che non ha rispettato la legge ancora una volta. Torniamo sui giornali, signori, certamente, e ritorniamo alle polemiche del giorno che voi stessi poi ci portate avanti inviando messaggi al 340 67 09 659. Il bello della nostra radio è proprio che diamo lo spazio a tutti voi senza filtri né censura. Trump fa quello che dovrebbe fare il Papa? Io non lo so, però a pagina 6 del quotidiano La Verità, e questa cosa ci ha fatto piacere perché ne parliamo da settimane, della Nigeria, della strage di cristiani che sta avvenendo ormai da anni in Nigeria. Trump avverte la Nigeria: sono pronto a intervenire per proteggere i cristiani. Il leader USA solleva il tema delle persecuzioni. La replica: massacri? Esagerazione. Sì, le famose percezioni, e quelle che abbiamo anche qui a Milano sul fronte sicurezza. Ma il capo dello Stato africano chiede di essere ricevuto alla Casa Bianca per parlarne. Paginone di Flaminia Camilletti quest'oggi a pagina 6 del quotidiano La Verità, che è uno dei pochi che mette in pagina una notizia del genere, forse perché proprio i cristiani non sono più di moda, ormai dobbiamo preoccuparci e siamo molto preoccupati per gli islamici. Torniamo a pagina 5 del quotidiano La Verità, perché ci sono varie interviste oggi sulla Verità, altro che D'Alema sul Corriere, e poi arriva anche D'Alema, state tranquilli. Intervista a Paolo Zangrillo quest'oggi sulla Verità: così ho alzato i salari e isolato Landini. Il ministro punta a rinnovare in settimana i contratti di enti locali e scuola, 150 euro al mese in più a 1,6 milioni di lavoratori. Dopo il rilancio sui fondi manovra, la UIL è pronta a firmare come la CISL, mentre la CGIL fa politica. Per rendere la pubblica amministrazione attrattiva abbiamo ridotto la durata dei concorsi, aumentato le ore di formazione e iniziato a collaborare con le università. Paginone con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi sul quotidiano La Verità. Ma sono tante le interviste sulla Verità, c'è anche quella a Francesco Paolo Sisto, il vice di Nordio. Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare. Il DDL sulla giustizia garantisce giudici imparziali ai cittadini e libera i magistrati dal peso delle correnti. Discuteremo con l'ANM, ma non accetteremo diktat. Intervista quest'oggi sulla Verità. La separazione delle carriere non impedisce di continuare a fare il proprio dovere e non intacca la qualità della prestazione professionale. Oggi sul quotidiano La Verità si parla quindi anche di riforma della giustizia, ma per noi il must arriva a pagina 9. L'intervista con Alberto Stefani, il leghista che è in corsa per la regione Veneto. Il welfare dovrà spostarsi sempre più a livello territoriale. È vero, qui mancano lavoratori, ma serve formazione tecnica, non immigrazione incontrollata. Governo e regione ascoltano le aziende, l'Unione Europea no.
Se sarò eletto, istituirò un tavolo antiburocrazia. Le RSA non vanno isolate dal resto della comunità. Alberto Stefani, vice segretario federale della Lega, 2 legislature da parlamentare all'attivo, nonostante la giovane età, già sindaco di Borgoricco, candidato presidente della regione Veneto per la Lega e per il centrodestra. E vuol parlare solo di questo. Niente politica, niente polemiche, niente Vannacci. Ho capito bene? Chiede Fabio Dragoni al candidato in Veneto del centrodestra. Mi occupo della mia regione perché prendo sul serio il compito che mi è stato assegnato e mi prefiggo di farlo al meglio. Non è disimpegno, semplicemente non voglio lasciarmi distrarre. Tutto qua. Signori, se abitate in Veneto, se ci tenete alla Lega, non potete mancare oggi all'acquisto del quotidiano La Verità. Pagina 9, l'intervista con Alberto Stefani. C'è anche Carlo Galli, il filosofo Carlo Galli, a pagina 13. Con l'intelligenza artificiale spariscono l'uomo e la verità. Fa sempre più paura questa intelligenza artificiale che ormai ti risponde anche se non la richiedi. Su Google chiedi di qualcosa e ti parte l'intelligenza artificiale. Ma chi l'ha chiamata? Il filosofo, chi usa la nuova tecnica per accrescere il suo potere, finge che il progresso sia inevitabile. Un'alternativa politica però deve sempre esistere, si chiama libertà. Alberto Rico intervista Carlo Galli, filosofo, politologo, ex deputato per la sinistra. Carlo Galli è da sempre un acuto interprete di fenomeni sociali e politici e chiaramente se vi paura vi fa anche a voi l'intelligenza artificiale, è il caso di dargli una sbirciata oggi al quotidiano La Verità. E va bene, non resisto. E qui abbiamo tutti i fans di D'Alema, signori, che vogliono l'intervista sul Corriere. Oh, ma che rompini! E ci arrivo, prendo in mano il Corriere. Va che bravo che sono. Siamo a pagina... Dove sono? Pagina 6 del quotidiano Il Corriere della Sera. Federico Rubini ci spiega come aiutare Kiev, perché in tanti vogliamo aiutare l'Ucraina, è che stiamo ormai facendo di tutto. Cos'altro fare? L'Unione Europea è al bivio, scrive Rubini oggi sul Corriere. Perché? Perché è stata lasciata sola dagli Stati Uniti. Adesso l'Europa deve decidere sul supporto all'Ucraina. Gli asset russi, ad esempio, sarebbero lo strumento, ma non tutti i paesi sono d'accordo. Quindi la partita delle riserve congelate di Mosca nelle banche europee per 140 miliardi di euro diventa essenziale per il futuro della guerra. Paginone oggi, che facciamo cari europei? Ci abbiamo la patata bollente in mano sull'Ucraina e poi naturalmente c'è anche la ricostruzione dell'Ucraina, ma sicuramente in quel momento arriverà l'America. Faccio tutto io. Giro di nuovo la pagina, c'è Carlo Nordio sul quotidiano Il Corriere a pagina 9. La politica con la riforma riprende i suoi spazi e in privato molti magistrati sono a favore del sorteggio. La morra, bim bum bam, pari dispari. Nordio, mi stupisce la slime. La legge gioverebbe anche a loro, al governo. Intervistona di Virginia Piccolillo quest'oggi a Carlo Nordio, ministro della giustizia. Molti suoi ex colleghi si sono rincompattati per il no alla riforma in difesa di autonomia e indipendenza. Non ha nessun dubbio, risponde Nordio. Nessun magistrato di buonsenso può pensare che si sia attentato all'indipendenza, perché nella legge costituzionale questo principio è consacrato a chiare lettere. Capisco che i vertici dell'ANM siano contrari, nessun tacchino si candida al pranzo di Natale, ma nella riservatezza molti confessano di essere favorevoli al sorteggio che li svincola dall'ipoteca delle correnti, così come molti sindaci del PD, segretamente, erano favorevoli all'abolizione dell'abuso d'ufficio. Ogni magistrato sa che la carriera dipende dal CSM, condizionato dalle correnti. Per chi non è iscritto diventa difficoltoso. Anche il procuratore Gratteri lo sa, infatti è pro sorteggio. Interessante l'intervista
vista, visto che si avvicina molto lentamente, non c'è fretta, il momento del referendum a primavera, dovremo votare sì o no, non importa in quanti andremo, ma ci dobbiamo andare, la maggioranza deciderà se si farà oppure no la riforma della giustizia. Piccole dosi, Sammy Varin ogni giorno vi dà un assaggino di cosa ne pensa questo, cosa ne pensa quello, ma ve lo giuro, non vi romperò le scatole, anche perché c'è D'Alema, cavolo, c'è D'Alema, e per fortuna che c'è D'Alema. Pagina 12 del Corriere: io a Pechino dialogo con il sud del mondo. L'errore è di chi non c'era. Serve un'intesa Unione Europea-Russia. Paginone? Ma che 2 paginoni sul Corriere per intervistare Massimo D'Alema. Piatto ricco, micificco con Aldo Cazzullo. Massimo D'Alema, prima di tutto le foto ormai diventate storiche, D'Alema nel video con gli ideogrammi cinesi in sovrimpressione, poi diventato virale, in cui è intervistato a Pechino il 3 settembre scorso durante la parata militare organizzata per gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, parata a cui erano invitati anche Putin e Kim Jong-un. Guardatelo un po', che forte, veramente coraggiosissimo D'Alema alla parata militare. Chiaramente la prima domanda di Cazzullo è cominciamo dalla foto di Pechino, cosa c'è andato a fare? Risponde D'Alema: a festeggiare gli 80 anni della vittoria del popolo cinese nella sua liberazione e la vittoria della guerra contro il fascismo e il nazismo. Chi così era scritto, almeno, dice D'Alema, sull'invito. C'erano però i peggiori autocrati della terra, a cominciare da Putin, e dice D'Alema: Putin è stato ricevuto con maggiori onori negli Stati Uniti che in Cina. Le ricordo che nella guerra al nazifascismo i russi hanno avuto 20 milioni di morti, che la Russia fosse rappresentata mi pare abbastanza inevitabile. Ma c'era pure il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, e risponde D'Alema, e c'era il presidente del Parlamento sudcoreano. Qualcuno che avesse maggiore conoscenza e animo più sereno avrebbe notato molti rappresentanti di governi democratici, dall'India all'Indonesia, non dei grandi paesi occidentali, rintuzza Cazzullo del Corriere. Risponde D'Alema: i leader occidentali hanno commesso un errore. A Pechino era rappresentata, ci piaccia o no, l'80% del genere umano. Isolare l'80% dell'umanità è un'impresa difficile. Mi fa riflettere un certo imbarbarimento. A cosa si riferisce? All'informazione, che non dovrebbe mai ridursi a propaganda. Una volta feci un bellissimo comizio con Giancarlo Paietta, che alla fine mi disse: tu devi fare comizi, ma non devi mai lasciarti convincere dai tuoi comizi. Quelli sono fatti per convincere gli altri. Avete capito? Io no, però signori, 2 paginoni per Massimo D'Alema oggi sul quotidiano Il Corriere. E insomma, che vi piaccia o che non vi piaccia, è da tenere molto presente. Io giro di nuovo la pagina sul Corrierone, si parla dell'ultima trattativa sulla manovra economica, al via oggi l'esame parlamentare della legge di bilancio, attese poche modifiche e dentro i limiti di copertura. Tra i nodi da sciogliere: le tasse, banche, difficile tagliare il contributo; gli immobili, sugli affitti brevi possibile una revisione; le società, dividendi, la stretta per una platea ridotta. Ne parla oggi il quotidiano Il Corriere, che poi naturalmente parla potremmo ricondurlo ai festeggiamenti di Halloween, non so, però a pagina 16 questi 2 terribili omicidi. Giuseppe ucciso a 16 anni per errore, il killer fermato con il padre e il fratello. Siamo a Messina, il 20enne ha aperto il fuoco contro il bar, la premier Meloni: un delitto assurdo. Gli indagati descritti come pericolosi, un testimone dice tragedia annunciata. E nell'altra mezza pagina gli spari dallo scooter, le urla, Pasquale a terra senza vita, il papà, lui non c'entrava. Qui siamo a Napoli, aveva 18 anni, i colpi diretti verso il gruppo dei suoi amici. E anche qui era incensurato, le verifiche sulle bande giovanili della zona di Boscoreale e Scafati. Sarà stato anche qui un tragico scambio di persone.
Albania, eppure l'Albania, ci dobbiamo beccare a pagina 19, era da un po' che non ne sentivamo parlare, è tornata la Gabanelli con l'Albania, flop dei centri, chi ha pagato il conto? Signori, siamo qui ad aspettare ancora una volta i giudici, o meglio, aspettiamo il referendum sulla giustizia per cambiarla un pochettino questa giustizia, altrimenti ogni riforma, ogni decisione che cerca di fare questo governo, l'avete votato voi questo governo, questo centrodestra, per un programma che ben conoscete, perché vi abbiamo rotto le balle per mesi e per anni, mettendo sul tavolo gli argomenti, molti dei quali li avete proposti anche voi ascoltatori, su cui il governo di centrodestra futuro avrebbe dovuto lavorare. Adesso che ci ha lavorato, ci sono i giudici che bloccano tutto quanto, e il referendum della primavera servirà anche a questo. Allora, volete che il governo lavori oppure no? Punto di domanda. Il governo significa qualunque governo, di destra o di sinistra. Adesso c'è sulla destra e lasciamola lavorare per quello che chiedete voi. Albania, flop dei centri. Chi ha pagato il conto? Ne parla la Gabanelli sul Corriere. 670 milioni il costo per gli immigrati poi rispediti in Italia. Nel 2024 taglia 15 ministeri, tra i quali sanità, scuola, lavoro, la ricostruzione sulla provenienza dei fondi, la spesa al 2028. È chiaro, sono cose che bisogna pagare, si è spostato soldi per cercare di fare in modo che la sicurezza nel nostro paese non fosse un'ipotesi. Chiaramente la sinistra e la Gabanelli attaccano alla grande, sempre in attesa di quel referendum. Già. Pagina 25, anche qui c'entra Halloween. In 5.000 al rave party, ma non erano proibiti. 3 anni dopo, noi contro tutti, tensione e fermi. Siamo a Modena, 3 giorni nell'area ex Bugatti. Ci eravamo lasciati 3 anni fa con Chiara la ribelle che alla fine del rave offriva arrosticini anche a giornalisti e agenti, con Carlo l'ideologo che parlava addirittura di utilità della polizia a volte, con Mary e i suoi amici rasta che pulivano il capannone occupato dove si erano persi nell'estasi della techno tra canne e pasticche con altri 3.000 giovani, e con il governo che aveva provveduto a varare a tempo di record un decreto specifico anti-rave party nel tentativo di scoraggiarli con pene pesanti, multe e confische. 3 anni dopo ritroviamo lo stesso popolo sempre dalle parti di Modena, a Campo Galliano, questa volta nell'ex stabilimento Bugatti rimasto abbandonato, invaso in massa e velocemente venerdì per questo rave, il party della strega, la loro Halloween. Non è solo svago, è un atto politico, precisano. Manifestiamo il nostro dissenso verso un sistema sempre più marcio e oppressivo, balliamo per rivendicare la nostra libertà, occupiamo per lottare contro la repressione sempre più liberticida. Ci sono gli stessi volti, gli stessi furgoni arrivati da mezza Italia e anche da Francia e Svizzera, le stesse tende e le stesse martellanti note che escono da casse gigantesche. Stomp, stomp, stomp. Mi piace riempirmi la testa, torni a casa con queste onde che ti sembra di volare, e via con le interviste ai mezzi drogati. E il governo che fa? E la domanda che mi state facendo voi, chiaramente, il governo che fa? E io non so rispondere, ma l'articolo è a pagina 25 del quotidiano Il Corriere, che io giro nuovamente perché mancano 2 minuti alla pausa e faccio in tempo a leggervi anche la prima pagina del Tempo, sempre potentissimo, fuori dalle Propal. Già, perché dopo il comizio sulla pena di morte per i collaborazionisti di Israele e le accuse ai giornalisti fascisti, no, c'è scritto fascisti però, nuova bufera su Annun, e da Fiano a Renzi, da Calenda a Fassino, anche la sinistra si schiera contro il leader filo Hamas. Annun è fuori dalla democrazia. Questo è il principale titolo del quotidiano Il Tempo, con tutti i visi di queste persone che dicono fuori dalle Propal a questo Annun.
quello che la cricca albanese Propal non racconterà mai, articolo di Roberto Arditti. I collettivi preparano per il 14 novembre il No Meloni Day, articolo di Francesca Musacchio. E poi l'editoriale di Tommaso Cerno, direttore del Tempo, il martire della jihad de noi altri. Azione apre a Bettini, votiamo questa riforma, senza pensare a Meloni il governo non cadrà, la politica che si mette in moto per il referendum sulla giustizia, centrodestra compatto e opposizione già spaccata. Questo e d'altro sul quotidiano Il Tempo, con un titolo che ci preoccupa, che arriva da Roma: l'emergenza sanità con boom di malattie sessuali tra i ragazzini, e nelle scuole torna pure la scabbia. I dati preoccupanti dell'ospedale Spallanzani, più 500% dal 2023 al 2025, ricompare anche l'HIV, scatta un nuovo allarme finanziario, boom di malattie sessuali tra ragazzini e adolescenti. I dati dello Spallanzani sono preoccupanti, più 500% dal 2023 al 2025, aumenta pure l'HIV e a scuola ricompare la scabbia. Ne parliamo nei prossimi minuti. Il tempo della pausa, e arriva anche il capogruppo della Lega alla Camera, segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli. O volezza, non tiepide molli, laure dolci del spoglio natale. Per Giordano le rive saluta, di Sion nelle torri atterrate. Oh mia patria, si bella e perduta, oh membranza si cara e fatale. Portador dei fonditi giganti, perché muta dal salice venti, e memoria nel petto raccendi, si fa bella del tempo che fu. Oh, simile soli mai fatti, tracce un suono di crudo lamento. Oh, ti sfidi il Signore un concento, e nel fondo a patire virtù, e nel fondo al patire virtù, e nel fondo al patire virtù, al patire virtù, al patire virtù.
Avete messa la mano sul cuore? Io sì, in questa versione pop lirica e chitarristica, niente male. Lui è Federico Pacciotti, certo fa questo crossover e presenterà il suo album Lirica questo mercoledì 5 novembre alle 18:30 al Tennis Bonascos di Milano, ore 18:30 questo mercoledì. Federico Pacciotti era il Va Pensiero. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che dà il buongiorno anche questo lunedì al capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Non so se chiedertelo o no, ma te lo chiedo, ormai ci conosciamo da 20 anni. Com'è la versione pop lirica e un po' rocchettara del Va Pensiero? La tua preferenza va anche verso questi cambiamenti, un po' anche per avvicinarlo a vari altri generi musicali, o il Va Pensiero è quello originale e basta? No, va bene anche riadattarlo, è anzi un gran piacere averlo sentito questa mattina in radio. Credo che dovremmo farlo sentire di più, in ogni versione, la classica, la riadattata, quella rock, quella pop, ogni versione va bene, ma credo che dovremmo farlo sentire di più. Vero, sfondi una porta aperta, intanto cercate Federico Pacciotti, questo Va Pensiero lo trovate anche semplicemente su YouTube. E intanto in questo lungo weekend di Halloween o dei Santi o dei Morti o anche della zucca, non sono mancati gli appuntamenti targati Lega, e il più bello è stato forse la Soca Fest, è vero Riccardo? Sì, è una tradizione proprio a ridosso di Halloween, la Soca Fest, perché sennò i bergamaschi si offendono. È vero! La Soca Fest, anche quest'anno insomma ho partecipato come da un po' di anni e devo dire sempre un bel momento per ritrovarsi insomma con i militanti, con i cittadini a Palazzago per stare insieme. Quindi bella edizione anche quest'anno, una bella tradizione. Bellissimo, e salutiamo i tanti amici della Lega e non soltanto che hanno partecipato alla festa della zucca a Palazzago in provincia di Bergamo. E intanto certo si è consumato Halloween, purtroppo o fortunatamente non so più che dire, ormai per i ragazzi è diventata una festa, addirittura c'è chi rimane a casa da scuola il giorno di Halloween e poi succedono i fattacci. Io non lo so, però abbiamo tutti quanti dei figli e dei nipoti e sinceramente cominciamo a preoccuparci. A pagina 19 di Repubblica, ma anche sugli altri quotidiani, si parla dell'incubo di Halloween. Baby gang tortura ragazzo e poi lo getta nel fiume. A Moncaglieri, nel torinese, il quindicenne in caserma ancora sotto shock, forse ha subito anche violenza sessuale e potrebbe esserci un video. Riccardo, che cosa si può fare? Perché veramente qui, ok, siamo aperti a ogni tradizione, questa non è una nostra tradizione di Halloween, ma questo voler fare cose vietate la notte di Halloween o semplicemente girovagare per la città senza meta. Te lo dico perché avendo dei figli che non hanno girovagato perché il padre è ancora un po' cattivello, li ho portati a fare un giro per i castelli io la notte di Halloween, se proprio volevano il terrore li ho portati a Bardi in provincia di Parma in mezzo alla nebbia, ma sta diventando una moda voler esagerare a tutti i costi per una tradizione che non è nostra, ma soprattutto poi lo vediamo ad averla vinta sono le baby gang che fanno il bello e cattivo tempo quasi sempre capeggiate dai soliti figli del barcone, come li chiamo io. Molinari, cosa si può fare? Allora io penso che il problema più che legato ad Halloween purtroppo sia legato proprio alla questione baby gang 365 giorni all'anno, nel senso che io mi sto rendendo conto che negli ultimi anni prima soltanto nelle grandi città come Milano, Torino, Bologna, purtroppo recentemente anche nelle città medie di provincia alle 7 di sera molto spesso c'è il coprifuoco perché la gente ha paura di imbattersi in sbandati, in personaggi pericolosi, ma anche in queste baby gang che sono particolarmente aggressive e che insomma in qualche modo commettono atti illeciti o disturbano
o commettono atti di vandalismo sempre, non solo le notti di Halloween. Noi come governo c'è stato quel famoso decreto, il decreto Caivano, che in qualche modo andava a rendere punibili i minori anche per determinati reati per cui prima non potevano essere ad esempio incarcerati. Penso al possesso di armi, no? Prima del decreto Caivano se un minorenne aveva un'arma da fuoco un poliziotto non poteva arrestarlo perché per la legge sulla non punibilità dei minori per quel reato non era previsto l'arresto immediato. Adesso l'abbiamo cambiato. Il governo sta ragionando però adesso anche su altri tipi di provvedimenti e sta ragionando seriamente su abbassare ulteriormente l'età della punibilità penale, età che oggi è a 14 anni e insomma si sta ragionando sul fatto se non sia il caso di abbassarla, perché purtroppo in primis direi per colpa delle famiglie, perché è inutile, io ci credo sempre poco alle colpe della società o a dare la colpa alla festa americana di Halloween. Cioè io penso che se uno è un delinquente, un ragazzino un delinquente, probabilmente perché non è stato educato in famiglia, non è stato seguito nella maniera giusta, ha frequentato cattive compagnie. E quindi purtroppo dove non arriva la famiglia, se lo Stato deve intervenire, purtroppo deve esserci la parte repressiva. Non si può sempre pensare che la scuola, gli oratori che non esistono più, piuttosto che le associazioni di volontariato possano sostituirsi nell'educazione di questi ragazzi, che diciamolo poi per lo più sono quasi sempre, questa è anche una spiegazione del perché questo fenomeno si è incrementato così tanto di recente, sono spesso poi baby gang fatte di ragazzini di seconda generazione, quindi purtroppo figli di immigrati che non si sono integrati e che purtroppo fanno il bello e il cattivo tempo anche nel loro ambiente, quindi molto spesso noi vediamo anche ragazzini invece magari italiani che per adeguarsi al branco seguono anche quel tipo di comportamenti deviati, quindi questo è molto pericoloso, ma è un problema sociale grosso e quindi insomma crediamo che la parte repressiva sia anche una parte che va seguita, oltre, voglio dire, perché nel decreto Caivano non c'era solo la parte repressiva, c'erano anche tutta una serie di misure per il sostegno alla fragilità sociale, per costruire luoghi di aggregazione. Bisogna operare sui due fronti, però certamente la gente oggi chiede a un governo di centrodestra anche di essere libera di poter girare la sera senza aver paura di imbattersi in qualcuno che gli tira fuori un coltello davanti. Esatto, e diciamolo, è uno dei tanti motivi per cui la gente ha votato in massa centrodestra alle ultime elezioni e per quei problemi sul tavolo che abbiamo promesso di cercare di risolvere e che molte volte risolviamo, ma ciò che il governo fa viene annullato o comunque reso quasi inutile da parte di una certa magistratura. E proprio per questo io l'ho promesso ai nostri ascoltatori, non vi scasserò le scatole ogni giorno in rassegna stampa, ma ogni giorno comunque prenderemo qualche esempio di quello che pensa l'italiano medio, ma anche quelli importanti che fanno politica, della riforma che si è fatta sulla giustizia e soprattutto in vista del referendum che oggi, scrive il Corriere, agita le coalizioni. Nordio, intervistato oggi sul Corriere della Sera, dice molte toghe a favore del sorteggio. Fatto sta, insomma, che in primavera, quando ci sarà questo referendum, che ricordiamolo non ha quorum, quindi l'importante è che ci sia una maggioranza che dica sì, vogliamo riformare la giustizia, confermiamo quello che ha fatto il governo e insomma nel frattempo dobbiamo spiegarlo questo referendum e spiegare che cosa potrà accadere, soprattutto quante cose non accadranno se andrà avanti lo status quo, che i giudici decidono poi di iniziare a pensarle in maniera differente dalle leggi che il governo ha portato avanti, prima fra tutte naturalmente le tante leggi che si fanno sugli immigrati irregolari, su quello che combinano qui nel nostro paese, sul fatto che dovremmo rimandarli a casa loro in molti casi e non ce lo lasciano fare. Solo una battuta chiaramente per invitare la gente a un pelino d'attenzione. So che è difficile, Molinari, perché oggigiorno veramente è difficile riavvicinarli alla politica, ma un pelino d'attenzione sugli argomenti in vista del referendum sulla giustizia, o no?
Allora, sicuramente è un referendum fondamentale, come spiegavi tu, ma sarà fondamentale paradossalmente non tanto per il merito della riforma, ma perché verrà politicizzato e quindi diventerà un referendum a favore del governo contro il governo, come purtroppo capita sempre. Noi dobbiamo cercare di spiegare quali sono i contenuti. Questa è una riforma che, a differenza di quanto viene raccontato dalla sinistra, non è punitiva verso la magistratura, infatti ci sono anche ampi settori della sinistra che sono favorevoli a questa riforma, perché semplicemente la conclusione di un'opera iniziata nell'88 col codice Vassalli, quando c'è stata la riforma della procedura penale, e quindi si sono divisi i ruoli processuali del giudice e del procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, l'accusatore, deve essere equiparato all'avvocato e all'imputato davanti a un giudice terzo. Questa è una riforma che c'è nel codice di procedura penale, ma nella sostanza non si è mai conclusa davvero, perché i magistrati sono sempre rimasti nello stesso ordinamento. La separazione delle carriere cosa significa? Significa che la funzione del giudice e la funzione del procuratore della Repubblica vengono divise in maniera formale, non ci sarà più la possibilità di cambiare ruolo, e ci saranno anche due organismi diversi, quindi due CSM diversi, che in qualche modo valuteranno le carriere, le sanzioni, i provvedimenti disciplinari delle rispettive categorie. Questo per evitare una commissione dei ruoli che appunto per il nostro codice di procedura penale, che c'è dall'88, non può essere possibile. Inoltre, per superare il problema delle correnti, e questa è una cosa che è molto temuta, diciamo, da molti, per superare il problema delle correnti ci sarà un sistema di sorteggio dei magistrati all'interno dei CSM, questo per evitare che con la logica correntizia ci sia una logica, insomma, di scambio di favori e di condizionamenti anche, voluti o non voluti o inconsci, ma che rischiano sempre di esserci col sistema delle correnti. Questo è il nocciolo e il succo della riforma. Quindi non è vero che i magistrati vengono sottoposti al potere del governo, non è vero che si toglie l'indipendenza della magistratura, perché l'articolo della Costituzione che prevede che la magistratura è un potere autonomo e indipendente non viene modificato, quindi non è vero, è semplicemente il concludere una riforma che non è stata conclusa all'inizio anni 90 perché è scoppiata a mani pulite. Se non fosse scoppiata a mani pulite, questa separazione delle carriere sarebbe già stata fatta 30 anni fa, perché era la normale prosecuzione della riforma dell'88. Dopo Mani Pulite si è creato, diciamo, il partito dei magistrati a favore e contro i magistrati, come fosse una tifoseria di calcio, e quindi è stato impossibile fare qualunque tipo di modifica. È una riforma che il centrodestra vuole fare dai tempi di Berlusconi, ora l'abbiamo fatta e bisogna, insomma, che i nostri elettori, che i cittadini dimostrino di volerla portare a termine andando a votare. È minimo, e dovete decidere se state col governo o se state con certi magistrati e di conseguenza, purtroppo, devo dirlo, con una certa sinistra. Ci fermiamo, ma prima 30 secondi per dire cosa accade questa settimana alla Camera. Riccardo Molinari. La cosa più importante sarà mercoledì, dove si discuterà una legge che abbiamo chiesto di calendarizzare noi, che è una modifica dello statuto della regione del Friuli Venezia Giulia. È una legge costituzionale, perché sapete che il Friuli è una regione a statuto speciale, e questa è una riforma fortemente voluta dal nostro governatore Fedriga, che prevede il ritorno delle province che erano state soppresse da Deborah Serracchiani in Friuli. Quindi quello è certamente il provvedimento per noi più importante, e poi insomma ci sono una serie di altri provvedimenti, c'è il DDL semplificazione, c'è un accordo Italia-Libia per il trasferimento dei condannati, quindi questo insomma per il discorso di far scontare le pene agli immigrati a casa loro è, diciamo, un accordo internazionale importante, un provvedimento sulle assicurazioni per la responsabilità civile delle auto, però insomma diciamo che il punto più importante politicamente è lo statuto del Friuli Venezia Giulia. E noi naturalmente terremo d'occhio sia la Camera che il Senato con i nostri collegamenti in ogni trasmissione. Grazie al capogruppo della Lega Riccardo Molinari, buona settimana. Grazie Sergio, un saluto a tutti e viva la pensiero. Qui Parlamento. Io lo proporrei, è un referendum tra gli ascoltatori di Radio Libertà, va pensiero, sai che c'era ogni ora
ogni ora, Francesco, ai tempi di Radio Padania va pensiero ogni ora. Chiaramente l'aveva deciso Umberto Bossi, che era il capo con la K della Lega ai tempi, poi abbiamo dilazionato e alla fine era diventato va pensiero solo in apertura delle trasmissioni in diretta alle 7:25. Poi chiaro ci siamo rivoluzionari, adattati ai tempi, eccetera. Ma io lo infilo sempre il va pensiero nelle mie trasmissioni. Ritorniamo al tempo, signori, dobbiamo correre come al solito. Mi scuso, ragazzi, sono un coniglietto che deve correre, ma le notizie sono tante, pure quotidiani, e mi dispiace non mettervi sul tavolo altre argomentazioni. Il tempo, che titola Fuori dalle Propal, parla di Fiano, Renzi, Calenda, Fassino. Anche a sinistra dicono basta ad Annun che offende la democrazia, con l'intervista a Deborah Bergamini che dice: questo abbraccio all'islamismo radicale produce omertà verso crimini più efferati. Il vice segretario di Forza Italia: silenzio assoluto, ad esempio sulle violenze in Sudan, signori. Ne parla solo e soltanto oggi il quotidiano Il Tempo, a pagina 2, mentre a pagina 5 quelli che eliminiamo Israele, i Propal gettano la maschera dal no Bibi al no Meloni Day. Eccola qua, il grido di blocchiamo tutto, prima manifestazione il 14 novembre, così la sinistra organizza in piazza l'opposizione al governo, sappiatelo. A proposito di giustizia, pagina 8, ogni anno 26 milioni per errori giudiziari. Le cifre ufficiali degli indennizi, secondo il ministro dell'economia e delle finanze, record di spesa in 7 anni, dal 2018 al 2024 lo Stato ne ha borsati 220 di milioni. Maglia nera a Catanzaro, seguono a ruota Roma e Palermo. Procedimenti non giusti. Nella capitale sono annualmente circa 100, nel 2024 raggiunta la quota di 148, ma solo 48 sono stati accolti con esborso di soldi. L'effetto degli abbagli? La battaglia in tribunale è lunga e anche se si ha la forza economica per sostenerla, nulla ripagherà per la detenzione. Insomma, scuse e soprattutto soldi a donne e uomini accusati ingiustamente di un reato e per questo costretti in carcere. Paginone di Attilio Ievolella oggi sul quotidiano Il Tempo, e c'è anche l'esempio. Massimiliano Prosperi è finito a Regina Coeli e ha perso la sua azienda di sorveglianza, 30 anni per omicidio, poi assolto, e il risarcimento è solo di 40.000 euro. Il boom di malattie sessuali tra adolescenti e ragazzini. Se ne parla a pagina 17 nel Tempo di Roma, ma attenzione, riguarda un po' tutta l'Italia. Molta attenzione a quello che combinano i vostri figli, senza naturalmente far finta di niente proprio nei giorni di Halloween. In futuro facciamo più attenzione. Il quotidiano La Stampa: sì agli sfratti lampo, il piano del governo. Salvini e Nordio studiano il decreto fuori di casa chi non paga l'affitto per 2 mesi, e chiaramente voglio il vostro responso che sta arrivando al 340 6709 659. Ghiglia prova a fermare il report, Ranucci vogliono metterci il bavaglio, ecco gli strilli di Ranucci. Di spalla sulla Stampa naturalmente ciò che è avvenuto a Torino, torturato e gettato nel fiume da una gang di quindicenni. Alle 13 del 1 novembre, bagnato dalla testa ai piedi, il ragazzo bussa sul portone della caserma di carabinieri in un paese alle porte di Torino, trema alla felpa zuppa e appena uscito dal fiume d'Ora, ha le sopracciglia rasate e così i capelli, in testa gli resta solo qualche ciuffo, nel suo sguardo ancora il terrore della notte che ha vissuto. La mamma lo segue tenendogli una mano sulla spalla, racconta tutto, e cioè che è stato rapito, vessato e torturato per un'intera notte da una baby gang. Così
il quotidiano La Stampa in prima pagina, che però dedica molto spazio a pagina 2 agli sfratti lampo. Nordio e Salvini al lavoro per studiare una norma da inserire nel nuovo piano casa. Fratelli d'Italia propone che con 2 mesi di affitto non pagati possa scattare la procedura accelerata. Se purtroppo siete in una situazione del genere, Paolo Baroni ci fa un articolone quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Manovra sulle banche, l'accordo c'è, ora poche modifiche e conti in ordine. Il ministro Luca Ciriani di Fratelli d'Italia: accelerare gli sfratti dei locatari morosi? Aspettiamo il testo in consiglio. E poi, a proposito di Russia, ma siamo sul quotidiano La Stampa, cosa vi aspettavate? Processo a Mascia e l'orso. Signori, chi non ha mai visto Mascia e l'orso? Beh, se avete 90 anni e magari non l'avete mai visto, ma se ne avete 20, 30, 40, 50, 60, un figlio, un nipote, sicuramente vi ha schiacciato il bottoncino su quel canale e avete visto questo cartone animato carinissimo che è arrivato nel mirino dei deputati russi. Perché? Perché la bimba di Mascia e l'orso, Mascia, è troppo emancipata. Dure polemiche anche tra gli ucraini e insomma Mascia e l'orso, questa serie russa ispirata da una fiaba tradizionale, è iniziata nel 2009 ed è prodotta dallo studio privato Animacord ed è il cartone animato per i bambini più popolare al mondo, ma in patria, in Russia, potrebbe venire proibito perché non corrisponde ai valori tradizionali. Paginone oggi sul quotidiano La Stampa. Infine, anche qua, naturalmente, a pagina 19, torturato dalle baby gang, il dramma di un quindicenne rapito da un gruppo di coetanei, abusi nella notte di Halloween, dopo sevizie e umiliazioni, mi hanno buttato nel fiume. Ho 5 minuti, allora proseguo la rassegna, ma apro anche le linee allo 0292947222, il più veloce entra in diretta con Sammy Varin. Mentre sul Libero l'apertura è proprio sulla giustizia con l'intervista a Luigi Bobbio. Io, giudice, vi racconto perché l'Associazione Nazionale Magistrati ha paura. Il magistrato dichiara: sostengo la riforma, spero che altri colleghi mi seguano, il sorteggio del CSM fa fuori le correnti, PM sotto il governo? Una balla. Questa è l'apertura del quotidiano Libero che intervista oggi Luigi Bobbio. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Semmi di Getta. Buongiorno. O meglio, voglio dirle una notizia che forse non tutti lo sanno, cioè che lo Stato aiuta chi soffoca per i debiti. E allora, signor Semmi, pronto? Mi sta seguendo? Come no? Allora, una grave malattia, dico io, un lavoro perso o una rata saltata e si rischia di entrare in uno stato di sovraindebitamento, cioè nell'impossibilità naturalmente di far fronte ai propri impegni economici come il mutuo o altre scadenze tassative da pagare. Signor Semmi, dal 2012 però esiste una legge ribattezzata con un termine terribile, salva suicidi, questo lo voglio mettere tra parentesi, che permette ai cittadini, professionisti e piccole imprese di uscire dal tunnel dei debiti in modo legale e dignitoso. Si tratta, mi sembra di ricordare, della 3/12 che ha istituito gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Allora, pochi la conoscono, secondo me, ma grazie a questa norma è possibile presentare un piano sostenibile per il rimborso anche parziale dei debiti. In alcuni casi, signor Semmi, si può arrivare alla cancellazione dell'importo residuo attraverso una procedura detta di esdebitazione, cioè il primo passo è rivolgersi a un OC, l'elenco è sul sito del Ministero della Giustizia, e fissare un incontro gratuito. Con l'aiuto di un esperto si può valutare se esistono i presupposti per attivare la procedura e iniziare il percorso. Attenzione però, la legge non è una scorciatoia.
secondo me servono trasparenza, volontà di cambiamento e disponibilità a fare sacrifici. E io ti ringrazio, anche se adesso c'è la rottamazione Quinques in arrivo e quindi chi ha saltato qualche rata potrà ricominciare e non avere il debito al 100%. Attenzione anche a questa segnalazione sul Libero e a proposito del ponte. Per la Corte il ponte deve essere un'autostrada, uno dei motivi perché i magistrati avrebbero detto no. Il governo vuole fare una superstrada su cui si viaggia a 110 all'ora, ma le toghe, che dovrebbero giudicare la legalità, contestano pure questo. Rob De Matt ne parla oggi Fausto Carioti sul Libero e ne parlerà a mezzogiorno una nuova trasmissione che parte proprio oggi, che si chiama La Belva Civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Tutte le novità affrontate dall'onorevole Nicola Ottaviani della Lega sul fronte riforme. Ancora telefonate, pronto? Buongiorno, Semmi, sono Albino da Torino. Ciao Albino. Buongiorno caro. Allora, per quanto riguarda il discorso degli affitti, per quanto riguarda il discorso degli alloggi, una carissima amica che è a Roma ha quello che adesso viene chiamato bed and breakfast. Una volta erano affittacamere, ma comunque la sostanza è sempre quella. Allora, un piccolo appartamentino ammobiliato, però lei ovviamente abita a casa sua. Una persona lo scorso anno ha detto me lo affitti per un paio di mesi e lei ha detto sì. Dallo scorso anno questa persona è ancora dentro, non se ne va, non paga niente, gli sta facendo dei danni da diventare matti. Una cosa che ve la racconto perché da diventare scemo. Io col mio carattere aver presa per gli stracci, questa persona è buttata per le scale, ma non si può, dicono almeno. Comunque sta andando avanti cause, non cause. Adesso l'ultima gliel'avevano spostata, mi pare, proprio ad oggi, al 4 di novembre, se oggi ne abbiamo ben 4 penso, o domani, non lo so. Comunque il discorso è questo. Si è parlato tanto della proprietà privata. Volevano aumentare addirittura queste tasse per costoro i quali hanno queste attività. Cavoli, ma se tu hai una cosa tua, perché questa gentaglia che non pagano la butta fuori? No, dicono perché lei ad un certo punto a casa sua e quindi bisogna andare avanti col discorso del giudice di mezzo che continuamente cosa fanno? Rimandano, tanto chi se ne frega. Quest'altra quindi è una persona da un anno che gli ha creato una barca di danni e non sa ancora quando finirà la storia, quindi ben venga questa nuova legge e ben vengano le riforme verso la giustizia, ingiustizia chiamiamolo così, e io concludo con quello che ho sempre affermato da anni e anni e anni: meglio in una cesta piena di serpenti velenosi che davanti ad un magistrato. Non vi racconto le mie esperienze perché è fuori luogo stamattina. Vi saluto, buongiorno a tutti e grazie. Grazie, capite come c'è da pensarci avvicinandosi pian piano la primavera, il momento in cui ci sarà da votare questo referendum. La vogliamo cambiare la giustizia? Direi di sì. Da Sammy Varin per il momento è tutto, grazie a Francesco in regia, ma è una minaccia. Io ritorno alle ore